Buongiorno e ben ritrovati amici telespettatori, inizia una nuova giornata su Calcio Napoli 24 TV, neanche il tempo di terminare la lunga maratona di ieri che ha visto il Napoli vincere 3-0 all'Ibrox contro i Rangers di Glasgow, che ovviamente inizia un nuovo giorno che vedrà le analisi del post partita ma anche i primi passi e la marcia di avvicinamento alla super sfida di domenica del Napoli che andrà a Milano a San Siro per affrontare il Milan di Stefano Pioli prima della sosta per le nazionali. Tra poco leggeremo tutte le ultime, le pagelle, le analisi appunto di quello che è successo ieri a Glasgow con il Napoli che in questo momento è in vetta alla classifica del raggruppamento A di Champions League davanti a Liverpool e ad Ajax con 3 punti di vantaggio su entrambe. Ajax che sarà il prossimo avversario del Napoli all'Amsterdam Arena proprio alla ripresa delle ostilità dopo la sosta per le nazionali. Buongiorno a tutti voi da parte di Riccardo Cadapano, buongiorno ad Emanuele Bernardo in cabina di regia che è rimasto a dormire qui questa notte e che immediatamente ci porta al touchscreen per visionare le prime pagine dei quotidiani sportivi e poi ovviamente l'analisi e gli approfondimenti in casa Napoli. Gazzetta dello Sport, taglio alto, la Juventus a 0, crisi Allegri e sono fischi, Bonucci sono preoccupato. Qualificazione a rischio, il Benfica sbanca lo Stadium, in questo momento Benfica e PSG primi a 6 punti, la Juventus è ultima con 2 sconfitte a quota 0 nel raggruppamento insieme al Maccabi. Il Milan, prossimo avversario del Napoli, in testa al proprio girone, Milan a tutta, Giroud, Saelemaekers e Pobega, Dinamo KO, Leao Super, che mancherà però contro il Napoli perché è squalificato, Maldini, rinnovo. Decide lui. A proposito di Napoli, lo vediamo qui, 3 reti ai Rangers e primato Napoli a valanga, prova d'aria in Scozia, Spalletti ora San Siro per confermarci, rivincono anche City, Real e PSG nella 2 giorni di Champions. Taglio basso, l'Inter, nuovo muro, Acerbi sorpassa De Vrij e Bastoni, occhio al posto, quindi attenzione anche ad Acerbi e alle scelte di formazione di Inzaghi, riecco invece Zaniolo perché questa sera in campo Europa League e Conference, ovviamente impegnata la Roma in casa con l'Helsinki, la Lazio che farà visita al Midtjylland, mentre pericolo turco per la Fiorentina in trasferta questa sera alle 21. Passiamo sul Corriere dello Sport, Juve fuori gioco, crollo all'Allianz con il Benfica, qualificazione compromessa, la Champions apre la crisi bianconera mentre Pioli e Spalletti volano con Giroud e Leao che esaltano il Milan, 3-1 alla Dinamo al primo posto, ma è un Napoli da impazzire. I Leoni di Ibrox, questo è il titolo in prima pagina del Corriere, con ovviamente la foto di Giacomo Raspadori, entrato e autore del gol del momentaneo 2-0, poi il tris di Ndombele. Tra poco leggiamo anche le pagelle degli azzurri. La Roma con Zaniolo è tutto un altro film, l'Europa League, Cancellieri aiuta Immobile con i danesi Nuova Lazio, la Fiorentina invece ad Istanbul italiano la scuote. Taglio basso, purtroppo la rabbia dell'Italbasket ad un passo dal sogno semifinale europea, beffata invece dalla Francia, 2 liberi sbagliati nei secondi finali da Fontecchio ci condannano ai supplementari, poi il crollo 85-93 per i transalpini. Berrettini ora l'Argentina, Coppa Davis a Bologna, battuta facilmente la Croazia, ci tocca adesso l'Argentina, Matteo Berrettini e Musetti chiudono subito la sfida, il doppio firma il tris, domani affrontiamo Schwarzman e Baez invece per quanto riguarda la Coppa Davis. Passiamo su Tutto Sport, Juve Allegri ora basta, presa di posizione anche di Tutto Sport, ma in generale dell'ambiente bianconero che ieri ha fischiato la Juventus ed il suo tecnico. Disastro col Benfica, Milik illude, Miretti regala l'1-1 a João Mario, poi nella ripresa un crollo sconcertante, malgrado il ritorno di Angel Di Maria. Segna Neres, i portoghesi quasi dilagano, tifosi furibondi, la qualificazione diventa già un'impresa. Bonucci, meritiamo i fischi, sono preoccupato, il tecnico non mi sento a rischio, ma quello che vi possiamo dire è che ci sono effettivamente in questo momento riflessioni in casa Juve sul futuro di Max Allegri. Le altre italiane vincono tutte, Pobega firma la festa Milan, Napoli show pure in Scozia con il tris azzurro contro i Rangers. Cambio di rotta in casa Monza, esonerato Stroppa, squadra a Palladino, come Sacchi al Milan secondo Galliani, che quindi va a incoronare il nuovo tecnico che debutterà domenica contro la Juventus, quindi debutto di fuoco per lui, la primavera del Torino e poi il tennis con Berrettini e Musetti, Bella Davis avanti
Italia, domani la sfida all'Argentina. Concludiamo la carrellata di prime pagine invece con il mattino, cioè il Napoli in primo piano, Napoli da favola, Champions prova sontuosa a Glasgow, azzurri primi da soli. Questo ciò che viene poi raccontato sul mattino e che tra poco poi andremo ad analizzare nel dettaglio. E allora Emanuele, spostiamoci su calcionapoli24.it perché ovviamente si parla e tanto del successo importante, meritato, rotondo ottenuto ieri dal Napoli ad Ibrox contro i Rangers, una vittoria secondo la Gazzetta dello Sport che avvicina il Napoli agli ottavi di finale, decisivi 2 ingressi a partita in corso a Glasgow, quindi a testimoniare come effettivamente le scelte di Luciano Spalletti ieri siano state vincenti. E allora andiamo al touchscreen, caro Emanuele, perché insomma Gazzetta si sbilancia, Napoli vicino agli ottavi di finale. Certo, bisognerà fare il risultato ad Amsterdam contro l'Ajax nel doppio confronto per mettere lì sì una seria ipoteca per il passaggio del turno, però è stato un inizio davvero confortante in Champions League per il Napoli. Serata chiusa con un 3-0 rotondo, scrivono su Gazzetta, che avvicina parecchio il Napoli alla qualificazione agli ottavi. E nei fattori positivi va anche sottolineato l'importanza della panchina, perché è vero che nel finale gli scozzesi restano in inferiorità numerica, ma le reti dei subentrati Raspadori e Ndombele danno ulteriore stima alla forza dell'intero gruppo, abile a restare concentrato dopo il doppio rigore sbagliato da Zielinski, fino a quel momento il migliore. Insomma, anche Piotr Zielinski, che sicuramente non ha vissuto una serata facile, dobbiamo dire la verità, fino al doppio rigore sbagliato aveva disputato un'ottima partita, l'incrocio dei pali, l'assist anche per Simeone che poi ha portato al calcio di rigore guadagnato dagli azzurri, poi il doppio errore dal dischetto, ma resta comunque una prestazione, a mio modesto avviso, importante anche quella di Piotr Zielinski, certo macchiata da questi 2 errori dal dischetto. Dalla Gazzetta passiamo al Corriere dello Sport, Napoli Show, Corriere dello Sport in estasi, è padrone in Europa, Spalletti ha una squadra da opzioni infinite ed è forse questa la grande novità di quest'anno del Napoli, vale a dire tutti si sentono protagonisti e tutti dalla panchina possono fare la differenza. Il sogno era di battere il Liverpool, apre il Corriere, la realtà è scoprire che il Napoli invece sia già andato oltre la vittoria con il Liverpool, perché anche ieri con i Rangers si è vista una squadra autorevole, lucida e attenta, in una parola padrona del campo. Con una partita di grande sostanza ha saputo rifilare 3 gol ai Rangers che nel loro fortino, pensate un po', non perdevano in Europa da 8 partite e si è sistemato da solo in testa al girone dei Champions, un panorama gradevole e meritato dal quale ora Spalletti potrà gestire meglio le risorse tra campionato e Coppa. È una squadra questa dalle potenzialità e dalle opzioni infinite. Ovviamente arrivano tanti applausi per il Napoli che ancora una volta ha dato dimostrazione della propria forza andando a vincere su un campo notoriamente difficile, lo abbiamo visto poco fa, in Europa i Rangers non perdevano in casa da ben 8 partite, è sempre stato un fortino Ibrox, il Napoli invece ieri con qualche difficoltà nel primo tempo ma con autorità nella ripresa ha portato a casa un 3-0 del tutto meritato. E allora proprio i cambi di Spalletti, le scelte tattiche del mister sono premiate questa mattina dai quotidiani, nelle pagelle e nei voti che sono effettivamente molto alti per Spalletti. Il suo Napoli vola attraverso il gioco, la sfrontatezza e un carattere da veterano. Pagelle super per Spalletti. Andiamo a leggere proprio i voti che hanno dato i quotidiani sportivi al tecnico partenopeo che in questo momento guarda tutti dall'alto verso il basso in Champions League. Corriere dello Sport 7,5 per Luciano Spalletti, l'esame di maturità in lingue straniere dopo quello di italiano, il suo Napoli vola attraverso il gioco, la sfrontatezza e un carattere da veterano, sì, semi esordienti a go-go, ma tanta testa e cuore e talento. 7,5 invece, o meglio 7 per la Gazzetta, primo posto in Champions con 7 gol in 2 partite e primo posto anche in campionato, e un Napoli che viaggia a velocità di crociera elevata nonostante i dubbi e lo scetticismo anche giustificato nel corso del calciomercato estivo. Se quel che deve fare alla pazienza giusta, sa quel che deve fare dalla pazienza giusta, pesca 2 gol dalla panchina. 7 anche per il mattino. Il 4-3-3 con cui fronteggia i Rangers magari sembra esitante nel primo tempo, ma non traballa mai sul serio. Certo, le folate degli scozzesi sono prevedibili, ma il tecnico ha organizzato una tattica che prevede che in certi momenti ci sia da soffrire. Poi in superiorità non consente neppure uno spiffero ai padroni di casa, anzi si impossessa del match alzando il baricentro e portando freschezza. 7 per Repubblica, 7 per Corriere della Sera, 7,5 per Tutto Sport, che analizza così le scelte di Spalletti. Il Napoli subisce la carica emotiva degli scozzesi in avvio, poi pian piano cresce la personalità per far valere
la netta superiorità tecnica. Alla solita di una squadra che rischia poco e non si fa irretire dai rigori sbagliati da Zielinski si unisce l'immediata efficacia dei cambi, quindi promosso con voti molto molto alti Luciano Spalletti, mentre il migliore in campo, premiato tra l'altro anche ieri dalla UEFA, è stato Matteo Politano, decisivo nel segnare il primo, o meglio il rigore del vantaggio per il Napoli dopo i 2 rigori falliti da Zielinski, ma soprattutto tanta corsa, tanta voglia, tanti ripiegamenti difensivi e sacrificio per Matteo Politano, che ieri davvero è stato il man of the match della partita di Ibrox. Via i fantasmi, è qui la festa, Politano decisivo, è lui il migliore in campo. Voti e pagelle per l'esterno offensivo del Napoli. Andiamoli a leggere molto velocemente, ovviamente voti molto alti, tutti 7,5, tranne Repubblica e Corriere della Sera che danno 7 all'esterno. Corriere dello Sport punta Sense e Barisic e spesso li salta in fase difensiva, poi gonfia cuore e polmoni alla grande e soprattutto segna una volta invano dopo il rigore sbagliato da Zielo e al secondo giro si prende il pallone di personalità, lo vuole e lo imbuca a fil di palo, via i fantasmi e qui la festa, la prima rete in Champions League, aggiungo io, non si dimentica mai, o meglio l'ha aggiunto Politano ieri nel suo post su Instagram al termine della partita. 7,5 anche per la Gazzetta, i suoi tagli da destra al centro mettono in crisi la linea scozzese anche se prepara spesso il sinistro che poi non libera, sblocca una partita che si era incarognita, segna sul rigore, facile, chiedetelo a Zielinski, quindi ha avuto anche il merito Politano di restare freddo e concentrato, 7,5 anche per il mattino, 7,5 poi anche per tutto sport, per l'esterno offensivo del Napoli. A proposito di Piotr Zielinski, insomma ieri ovviamente un doppio errore pesante dal dischetto per il polacco che contro il Liverpool invece aveva segnato con grande freddezza. C'è da dire che ovviamente pesano nei giudizi i 2 rigori, perché qualora il Napoli non l'avesse sbloccata sarebbe stato molto molto pesante il suo doppio errore, però in generale credo che siete anche d'accordo con me, la prestazione di Zielinski è stata comunque buona, almeno fino al doppio errore dal dischetto, illumina ma sbaglia sul più bello, il doppio rigore fallito pesa appunto nei giudizi. Queste le pagelle per il polacco che fino a quel momento aveva fatto davvero discretamente bene, trovando anche un incrocio dei pali. Emanuele dice il migliore era stato, non ho capito che... Ah, sono bassi secondo te i voti? Sì, ovviamente pesano i doppi errori dal dischetto di Piotr Zielinski, ripeto, aveva preso comunque un incrocio dei pali, l'imbucata per il primo calcio di rigore per Simeone era stata comunque un'idea dello stesso Zielinski, quindi tante sufficienze però, tranne il 5,5 del mattino e poi il 6,5 che è il voto più alto dato dal Corriere della Sera. Leggiamo qualche giudizio su Zielinski, sbaglia il rigore 2 volte, grave, però al secondo scheggia il pallone da fuori, strappa e ispira, quando si accende il Napoli si illumina, geniale il tocco con cui lancia il Ciolito verso il rigore. Migliore per tiri, 6 per la Gazzetta, sfondamenti e tocchi, ma il rigore è sbagliato 2 volte. Pesa 6 anche per tutto sport, fa i conti con una porta stregata, sfiora il gol lampo contro il Liverpool, come contro il Liverpool, ma al secondo il suo sinistro finisce sul palo, poi fa il Beccalossi 2.0, sbagliando per 2 volte dal dischetto, calciando sempre nello stesso angolo e trovando 2 volte McGregor sulla sua traiettoria. Senza quegli errori sarebbe il migliore in campo, ogni azione pericolosa del Napoli passa dai suoi piedi. 5,5 invece per il Mattino, che ovviamente si sofferma molto sugli errori dal dischetto per quanto riguarda Piotr Zielinski. Certo se sbagli 2 rigori e vinci lo stesso 3-0, qualcosina vorrà pur dire per questo Napoli, per la forza soprattutto mentale che gli azzurri hanno palesato nella partita di ieri. Leggiamo anche le pagelle di Ndombélé, perché è entrato bene nel centrocampo a 3, forse in quello che è il suo ruolo naturale, vale a dire mezzala a sinistra. Bene, sia in fase di possesso che in fase di non possesso, ha trovato anche il gol allontanando quelle prime critiche abbastanza labili sul suo conto, considerando che deve ancora trovare condizione fisica. È il più discusso, entra e chiude i conti in bello stile, primi sprazzi azzurri di Ndombélé, voti e pagelle per il francese che si becca tanti voti alti, ci sono 3-7, Corriere, Gazzetta e Tutto Sport, 6 per il Mattino, 6,5 per Repubblica e Corriere della Sera.
leggiamo il più discusso entra e chiude la partita in bello stile per il Corriere, ingresso deciso coronato con il gol del 3-0 per Gazzetta, 7 per Tutto Sport, fa in tempo ad avviare l'azione dello 0-2 e a firmare la prima rete ufficiale con gli azzurri, sarà all'aria dei vecchi tempi di casa per il Mattino, ma l'impatto sia pure per la manciata di minuti in cui viene gettato nella mischia è assai positivo. Lotta si butta in qualche mischia e si capisce da qualche dettaglio che è una notte diversa dalle altre, infatti trova l'assist di Anghissà e segna pure il 3-0. 6,5 poi per Repubblica e Corriere della Sera, io credo ben oltre la sufficienza ieri la prestazione di Ndombele. Continuiamo a leggere però tutti gli aggiornamenti perché lette le pagelle, lette le analisi, le prime analisi su Rangers Napoli, concentriamoci su Milan-Napoli perché potrebbe esserci una novità. Sapete che Spalletti è stato squalificato e dunque non dovrebbe essere in panchina a San Siro, ma attenzione perché il Napoli sta per preparare il ricorso. Per Spalletti vuole cancellare la squalifica. Per Milan-Napoli aggiornamenti che arrivano quest'oggi, lo andiamo proprio a leggere, eccoci qua. Spalletti, penso dal mattino arriva questo, anzi da Repubblica questo aggiornamento. Spalletti è stato squalificato in seguito all'espulsione rimediata in Napoli-Spezia, ma attenzione perché le speranze non sono perdute di vederlo proprio in panca. Come rende noto Repubblica, Spalletti infatti confida nel ricorso per andare in panchina. Dunque il Napoli potrebbe avanzare un ricorso nella giornata di oggi, sperando che il giudice sportivo revochi la squalifica di Luciano Spalletti. Staremo a vedere. Ci saranno quindi degli aggiornamenti che poi vi porteremo nel corso di Calcio Napoli 24 Live. Vi ricordo come sempre dalle 12 alle 14 in diretta sul 79 del digitale terrestre, ma anche sui nostri canali social, in particolare quello YouTube, al quale vi invito ad iscrivervi appunto al nostro canale Calcio Napoli 24 e attivare anche le notifiche in alto sulla destra cliccando sulla campanella. Voi potrete poi commentare la nostra trasmissione Calcio Napoli 24 Live dalle 12 alle 14 come di consueto utilizzando la nostra chat di messaggistica istantanea sul nostro canale YouTube. Detto questo, tanti altri aggiornamenti li trovate su calcionapoli24.it come il ranking UEFA con il Napoli che supera l'Arsenal e torna ad avvicinarsi alla top 20, le ultime anche sulla Supercoppa, le interviste a Politano in taglio alto, in primo piano trovate anche l'intervista rilasciata ieri Mixed Zone da Alessio Zerbin proprio ai nostri microfoni, dei nostri Claudio Russo e Manuel Guardasole che continuo a ringraziare e ai quali faccio ancora una volta i complimenti per il loro splendido lavoro. Occhio anche a quello che è successo ieri però al termine della partita, prima le lacrime per la regina, poi il lancio di oggetti contro Kvaratskhelia e compagni, anche il tentativo di alcuni tifosi di Rangers di entrare in campo ed entrare a contatto con i giocatori del Napoli, fortunatamente poi fermati sul nascere dagli addetti alla sicurezza dell'Ibrox Stadium. Detto questo, la rassegna stampa di quest'oggi termina qui. Grazie come sempre ad Emanuele Bernardo, splendido in cabina di regia. Un saluto e un ringraziamento a tutti voi da parte di Riccardo Catapano che vi auguro una buona mattinata ed un buon proseguimento su Calcio Napoli 24 TV. Ci vediamo più tardi.